Buonasera, grazie per essere qui con noi. Questa sera presentiamo una conferenza. Avrebbe dovuto essere presente Giuseppe Franceschelli, ma in problemi lavorativi, le società lavorano, no? Il sapere, il saper fare, qui siamo nel saper fare. MAPS ha mandato l'amministratore delegato, chiamiamolo così, che è il dottor Gangemi, laureato presso la nostra facoltà di informatica qui a Genova, con colleghi che ben conosciamo. E di che cosa si occupa? Vorrei saperlo, come dice qualcuno, nel senso che mi interessa molto questa conferenza anche per capire che cosa sono le comunità energetiche e come queste funzionano. Eh, il dottor Gangemi si interessa o si è sempre interessato di educazione e di tematiche ambientali, e attualmente è product manager, se non vado errato, quindi responsabile dell'indirizzo evolutivo delle soluzioni di MAPS Energy. Quindi ci saprà opportunamente informare in merito all'attività sulle comunità energetiche. Lascio subito la parola e ringrazio per la sua presenza. Grazie mille. Buonasera a tutti. Vabbè, innanzitutto grazie all'Accademia per questa opportunità. Mi scuso anch'io, diciamo, per il collega Giuseppe che mi ha delegato. Ovviamente non sono un amministratore delegato di MAPS. E vi racconterò due cose anche su che cosa facciamo, giusto per capire come collocarci, e forse anche un po' perché sono così giovane, perché non è un caso, secondo me. Oggi parliamo di comunità energetica. Ora, io non so quante persone in sala o collegate, diciamo, conoscano la materia, conoscono l'argomento. È un argomento che in queste ultime settimane è tornato abbastanza alla ribalta. È un argomento che riguarda tutti, ma non è semplicissimo, o meglio dire, è un qualcosa che necessita di una spiegazione, non è immediato. Però essendo una cosa che in qualche modo riguarda tutti e che può riguardare tutti, ci piace l'idea di poterne parlare. Questo è un po' quello che quindi vi voglio parlare. Io assumo sostanzialmente che tutti abbiano più o meno sentito questo titolo, ma che nessuno fino in fondo abbia capito che cosa sia e come funzionino. Quindi l'obiettivo, oltre a presentarci, sarà quello di partire un po' dallo scenario, perché mi piace sempre dare anche un'idea del perché esistono le cose e nello specifico perché sono state introdotte le comunità energetiche. Parlerò di che cosa sono, non fino in fondo, ma diciamo dandovi tutti gli elementi che servono per capire come fare quantomeno una comunità energetica o a che cosa servono. Vi darò qualche idea sui nostri modelli, o meglio i modelli che abbiamo incontrato fino ad ora. Noi ne abbiamo fatte con i nostri clienti di comunità in giro per l'Italia, quindi un po' di esperienze l'abbiamo. In fondo vi parlerò, diciamo brevemente, ma comunque ci tenevo, della nostra soluzione di cui io appunto mi occupo in qualità di product manager, che si chiama Rose, diciamo un nome particolare, ma poi vi racconterò il perché. Allora, chi siamo? Diciamo molto scritto, ma perché diciamo la presentazione ufficiale, ma ve la riassumo molto brevemente. Siamo MAPS Group, siamo una società di ormai più di 300 dipendenti, siamo una PMI innovativa con sede a Parma e 12 sedi in realtà sparse in tutta Italia, e siamo in realtà divisi in 3 aree, quindi non siamo 300 persone che si occupano di energia, ma diciamo ci occupiamo di sviluppare soluzioni digitali, quindi piattaforme, quindi software, in 3 mercati di riferimento: il mondo della sanità, il mondo dell'energia e diciamo il mondo dell'ESG, complicato da tradurre dall'inglese, ma insomma diciamo software a supporto, diciamo, dei processi di valutazione, di performance, di sostenibilità della pubblica amministrazione o dei grossi enti. Nello specifico, nell'energia siamo un team abbastanza variegato, nel senso che non siamo solo informatici, io sono un informatico, come ha giustamente ricordato prima, ma siamo anche ingegneri energetici e diciamo scienziati dei dati, nel senso che se la mission di MAPS è quella di sviluppare soluzioni a partire dai dati, nell'energia questo è ancora più vero, nel senso che i dati, lo vedremo anche nella definizione stessa di comunità energetica, sono molto importanti. Tant'è vero che il mercato dell'energia è l'ultimo mercato nel quale MAPS ha deciso di entrare ormai
quasi 5 anni fa, e lo abbiamo fatto con uno stile un po' nostro, che ci caratterizza, diciamo, come portatori di innovazione, no? Quello che noi chiamiamo innovation ecosystem. Quindi ci siamo, diciamo così, affidati a enti di ricerca, università. Il prodotto, tanto per fare un po' di campanilismo ligure che ci piace, è nato poi nella microrete del campus di Savona dell'Università di Genova, e poi ha visto, diciamo, anche un suo ampliamento ovviamente in altri contesti di ricerca. Abbiamo, diciamo, parliamo e abbiamo parlato col Politecnico di Milano, col Politecnico di Torino, piuttosto che con tutti quegli operatori che vedete sulla sinistra, che sono gli operatori che nell'energia, diciamo, la fanno un po' da padrone, che sono più o meno tutti i nostri clienti, ma che prima di diventare nostri clienti in qualche modo sono stati dei soggetti di riferimento, no? Per capire che direzione prendere. Per capire lo scenario dico cose ovvie, ma le faccio vedere comunque perché sono, insomma, per ricordarle è sempre utile. Questa slide, questa immagine presa dal sito del progetto appunto che l'Unione Europea ha chiamato Fit for 55, quindi gli obiettivi che abbiamo da qua al 2030 di transizione ecologica, ci dice un po' tutto quello che dobbiamo fare, cioè che cosa facciamo, come facciamo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli, diciamo, del 1990 entro il 2030. Dobbiamo fare tantissime cose, di cui molte molto complesse. Le nostre forse non sono le più complesse e sono quelle su cui, quantomeno in Italia, possiamo giocare un ruolo chiave. Quali sono le nostre? Quindi quelle di cui noi ci occupiamo come soluzioni digitali e che hanno un impatto sulle comunità energetiche, sono quelle due lì. Quindi parliamo di diffusione di energie rinnovabili, ma allo stesso tempo parliamo anche di efficienza energetica. È da qui, diciamo, il titolo del modello integrato, no? Tra le comunità energetiche e l'efficienza energetica. Che cosa significa in termini di numeri questo valore? In termini di numeri questa slide l'ho presa dal documento di descrizione degli scenari Terna-SNAM, quindi un documento di riferimento che l'autorità italiana ha chiesto, l'autorità dell'energia e dell'ambiente ha chiesto di di redigere a Terna e SNAM, che sono appunto le due società che si occupano della trasmissione dell'energia elettrica e del gas. Se vedete, 2019 è sulla, diciamo, quella più bassa, e lo scenario più favorevole dice che dobbiamo installare diciamo così 70 gigawatt di rinnovabili, di cui diciamo così una larga parte, come vedete, è quella fetta gialla che rappresenta il fotovoltaico, entro il 2030. Dobbiamo quasi duplicarlo in molti meno anni rispetto a quelli che abbiamo avuto a disposizione fino ad ora. L'altro dato fondamentale è che nel frattempo dobbiamo trasformare un po' i consumi, quindi abbiamo l'obiettivo da una parte di efficienza energetica. Si può parlare in due modi: da una parte ridurre l'uso finale, no? Questo è di nuovo preso dallo stesso sito del Consiglio europeo, quindi dobbiamo ridurre i consumi energetici complessivi. In realtà per ridurre i consumi energetici complessivi dobbiamo anche fare uno shifting, spostarli. Dobbiamo ridurre il gas, perché il gas inquina per definizione, emette CO2 anche se meno di altri combustibili fossili, e dobbiamo andare a utilizzare l'energia elettrica. Quindi perché dobbiamo installare così tante rinnovabili? Dobbiamo farlo perché in qualche modo dobbiamo trasformare, no, i consumi attuali, ma in realtà dobbiamo sostituire anche il gas e in generale i combustibili fossili, anche nell'uso che uno poi, cioè non solo nella centrale termoelettrica da 5 gigawatt che produce energia, ma anche la caldaia di casa nostra, tanto per dire una cosa molto concreta, per non dire le macchine, ma insomma ci arrivo. Tutto questo lo faremo come? Questa è l'immagine diciamo, della rete elettrica come l'abbiamo concepita nel Novecento. Impianti di produzione grossi che trasmettono energia con tralicci grossi, che poi passano e diventano un po' più piccoli e portano alle nostre industrie, ai nostri uffici e ai nostri negozi, alle nostre case, l'energia elettrica. Questo è indicativamente il caos che diciamo, sulla rete elettrica si sta generando, si genererà sempre di più, un caos che ovviamente noi vogliamo, un raro caso diciamo, di situazione in cui passiamo da uno scenario lineare a uno scenario più circolare o più confuso, ma che in qualche modo è necessario, perché gli impianti di produzione rinnovabile tipicamente non possono raggiungere la dimensione, la potenza dei termoelettrici, quindi un qualcosa di anche abbastanza sfidante. In questo scenario ecco come diciamo la digitalizzazione, quindi come società
abbiamo visto un'opportunità, ma ecco come, diciamo così, le comunità energetiche possono essere uno strumento chiave, e ora vediamo perché. Sintesi, ve l'ho un po' dette, ma mi piace essere poi a un certo punto schematico nelle presentazioni. Quindi i problemi e le sfide che abbiamo davanti per fare la transizione sono appunto la generazione rinnovabile, non l'ho detto prima, che non è neanche programmabile spesso. Il fotovoltaico non decidiamo noi quando produce, ma lo decide il sole, così come il vento, eccetera, eccetera. Dobbiamo ridurre gli impianti termoelettrici tradizionali, di cui comunque avremo bisogno da qui al 2050, ma diciamo quando si arriva al net zero, ma dobbiamo ridurlo. Il phase out del carbone è previsto prima del 2030, per capirci, il gas dovrebbe rimanere stabile fino al 2030 e poi ridursi. L'elettrificazione aumenterà i consumi, pompe di calore, i veicoli elettrici, quindi aumentano i consumi buoni, l'ho chiamato, cioè di per sé appunto, aumenterà il consumo di energia elettrica, però saranno consumi che noi consideriamo buoni. La rete elettrica ovviamente non è adeguata, qui diciamo non me ne vogliono i distributori e gli operatori con cui lavoriamo, però c'è tanto lavoro da fare, e se guardate i piani industriali di Terna o di distribuzione, per esempio, vi rendete conto di quanti investimenti vengono fatti e verranno e sono pianificati sulle reti. Tipicamente la generazione è piccola, quindi la cosiddetta generazione distribuita. Negli ultimi 2 anni abbiamo aggiunto anche il tema della sicurezza energetica, oggi anche il Ministero si chiama così, ma al di là delle scelte politiche è reale il problema dell'indipendenza dal gas russo, tant'è vero che l'Unione Europea ha fatto un piano, il REPowerEU, che si incastra dentro il PNRR, tant'è vero che diciamo, la revisione del piano del nostro governo vede i 2 piani insieme, mandati nello stesso momento in approvazione a livello europeo con la Commissione Europea. E questo comporta, oltre che un tema di stabilità e un problema geopolitico, un problema di prezzi di energia da stabilizzare. Abbiamo pagato l'energia troppo nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni. Oggi il prezzo si è abbassato, ma non ai livelli pre-crisi, anzi siamo comunque al doppio, almeno. Ultimo tema, che è quello chiave, dobbiamo farlo tutti insieme. Il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese è un qualcosa di fondamentale. Non possiamo pensare che la transizione passi solo in alto sopra di noi come se nulla fosse. Cambierà un po' le nostre abitudini e tutti possiamo essere in qualche modo promotori di questa transizione. E le comunità energetiche rispondono sostanzialmente a questo concetto, portandole ad un livello più diciamo, contribuiscono al concetto di coinvolgere dando un ruolo attivo ai soggetti, appunto con le varie differenze che ci sono a livello europeo, ma da ora in poi diciamo vi parlerò dell'Italia, ovviamente, nel senso che, come c'è scritto sotto, le comunità energetiche sono state introdotte a livello europeo, cioè sono uno strumento europeo. La direttiva sulle rinnovabili nella sua seconda versione del 2018 le introduce ufficialmente. C'erano esperimenti già in giro per l'Europa, le cooperative storiche, diciamo, delle nostre Alpi sono un esempio italiano che è anche fatto da apripista in Europa, e ci sono dall'800, tra l'altro, inizio Novecento. Però si è voluto portare su larga scala questo concetto, quindi diciamo l'Unione Europea in qualche modo lo introduce come insieme di consumatori che collaborano sostanzialmente con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire l'energia in modo condiviso. Ci mettiamo insieme, diventiamo produttori con un impianto rinnovabile, lo condividiamo e di conseguenza, siccome lo facciamo in un territorio specifico, quindi lo facciamo localmente, generiamo dei benefici ambientali, economici e sociali per tutta la collettività e nello specifico per la collettività che è la comunità energetica. L'esempio, diciamo, delle slide, delle 2 immagini, cerca di spiegare questo. Il modello tradizionale, anche con un impianto fotovoltaico, è che se io ho la possibilità di installare un impianto perché ho una superficie, tipo una villetta, insomma, un edificio residenziale indipendente, installo un fotovoltaico, utilizzo l'energia che posso prima, diciamo, della rete, quindi non prelevando energia dalla rete, non comprandola dal mio fornitore, e poi immetto l'eccedenza all'interno della rete e gli altri utenti in qualche modo dalla medesima rete pescheranno. I fisici sanno che non è che posso pescare esattamente lo stesso elettrone, ecco, è tutto un po' più complicato e quindi diciamo genera dei problemi questo, perché la contemporaneità tra i consumi e le produzioni è uno dei temi della stabilità della rete. Le comunità energetiche quindi
diciamo, in Italia nello specifico in questo caso, si introducono un concetto completamente nuovo, che è quello di autoconsumo virtuale, che in realtà vedete piccolino, ma ora compare più grande, che è la possibilità, diciamo così, di generare un valore anche se lo spazio non è il mio e l'impianto non è il mio. Quindi io metto in qualità di proprietario dell'impianto, o la comunità energetica come diciamo, proprietaria dell'impianto, mette a disposizione dell'energia rinnovabile che qualcun altro consumerà, però non tiro un cavo, detta un po' semplice, ok? Ma lo faccio introducendo questo concetto di autoconsumo virtuale. È un unicum in Europa in questo momento, tant'è vero che ci sono voluti 8 mesi perché la Commissione europea approvasse diciamo, il decreto attuativo, perché non è stato facilissimo spiegarlo. Effettivamente non è immediato, ma è molto interessante. Vi spiego diciamo, che cos'è quell'autoconsumo virtuale. Formalmente, diciamo, poi nella normativa viene chiamato in diversi modi, ma decidiamo di chiamarlo esclusivamente energia condivisa, che di fatto è il modo più semplice per capirci. Anche perché esprime questo concetto di condivisione, che è anche un concetto di valore, no? Visto che la comunità energetica è energetica, ma è anche comunità, e la condivisione in una comunità tipicamente un buon valore. L'energia condivisa viene dalla nostra normativa, la normativa italiana viene, ed è definitiva, questa viene definita come pari al minimo in ciascun periodo orario tra l'energia prodotta dagli impianti della comunità e immessa all'interno della rete, quindi non autoconsumata ma immessa nella rete, e l'energia prelevata dalla rete dall'insieme dei clienti finali associati alla comunità. In sostanza, se io ho un impianto, emetto dell'energia e voi siete gli altri membri della comunità energetica e consumate nella stessa ora, questo consumo e questa produzione contemporanei generano un valore implicito, riducono il problema che dicevamo prima, le reti che non riescono a gestire diciamo così, i picchi di produzione da rinnovabili e diciamo così, i consumi e la produzione asincroni. Tipicamente all'1 ci sarà sempre più sole che alle 18. Cioè, questo è all'1 di notte o alle 13, in base a come la volete vedere. Questo però come diventa un valore? Quindi è un beneficio per la rete, è un beneficio ambientale perché ho favorito l'installazione di impianti rinnovabili, ho coinvolto imprese e cittadini dentro il meccanismo della transizione energetica, effettivamente giocano un ruolo, però non hanno un guadagno economico e lo sappiamo, in questo mondo senza guadagno economico di per sé nessuno farebbe nulla. Quindi siccome non posso autoconsumare fisicamente quell'energia e quindi non posso avere un risparmio diretto sulla mia bolletta, la normativa prevede di introdurre un incentivo. Quindi siamo abituati, per chi li ha vissuti, io no, ma per chi li ha vissuti diciamo, nel settore sono famosi i primi 10 anni di questo millennio, quindi dal 2000, 2002 al 2012 più o meno, gli incentivi sul fotovoltaico e sulle rinnovabili più in generale erano incentivi che venivano dati semplicemente per il fatto che tu l'impianto lo installavi e lo allacciavi alla rete. Questo è ancora vero per gli impianti grossi, ovviamente, sopra diciamo, il megawatt. Per gli impianti più piccoli, a questo punto, si è introdotto questo strumento. Quindi l'incentivo passa da essere un incentivo semplicemente per il fatto che l'hai installato, l'impianto, a un incentivo che valorizza la produzione e il consumo contemporanei, ora per ora. Ora, come potete immaginare, non è banalissimo tutto questo, cioè significa che il gestore dei servizi elettrici, il GSE, società che, diciamo, dello Stato, che si occupa di gestire gli incentivi alle rinnovabili e sull'efficienza energetica, deve fare i calcoli ora per tutti i consumatori. C'è un overhead, diciamo, da un punto di vista di processo, però genera un valore a questo punto anche, diciamo, per le reti e anche per la sostenibilità di questi piccoli e medi impianti. Questo incentivo, che viene chiamato tariffa premio o incentivo in tariffa, questa è la slide di mercoledì. La fortuna vuole che faccio diciamo, questa conferenza qualche giorno dopo l'ok della Commissione europea al decreto attuativo che definisce gli incentivi, quindi posso finalmente smettere di usare il condizionale, che dopo 2 anni è qualcosa che a noi ovviamente fa molto piacere. È un incentivo che è rivolto a tutto il territorio nazionale, quindi dal piccolo comune alla città metropolitana, quindi sia i piccoli comuni del nostro entroterra piuttosto che Genova, genera un risparmio diretto, nel senso che ogni megawattora di energia condivisa lo Stato mediamente ti dà 110 euro. Okay? Non sto a spiegarvi quanti sono, che impatti, se sono tanti o pochi, insomma, sono tutte anche valutazioni politiche. Diciamo che
tutte le nostre simulazioni di scenario dicono che comunque la sostenibilità su questi progetti c'è, ovviamente se performano bene, perché devo condividere l'energia, quindi devo scegliere consumatori che comunque consumino anche un po' di giorno, devo fare in modo che i consumatori consumino anche di giorno, se no diventa, diciamo, è un incentivo basato su una performance, se ci pensate, se non performi non ricevi l'incentivo. Parliamo di 5 gigawatt, quindi dei famosi 70, 16 verranno dalla generazione distribuita, 5 verranno dalle comunità energetiche. Un terzo dei piccoli e medi impianti nel nostro piano da qui al 2027, lo Stato ci dice che devono venire dalle comunità energetiche, quindi non è uno strumento neanche così poco impattante. 5 gigawatt impianti piccoli non sono pochi. Per di più esiste un contributo a fondo perduto, nel senso che diciamo, questa normativa ha visto passare 3 governi senza nessun tipo di cambiamento di fatto, quindi è bipartisan. Il primo piano del PNRR, ed è stato totalmente confermato nel secondo, prevede un contributo a fondo perduto di 2,2 miliardi di euro per le comunità energetiche costituite nei comuni sotto i 5.000 abitanti, meccanismo che vuole incentivare anche la costruzione dell'impianto. Quindi l'incentivo che dicevo prima, non l'ho detto, scusate, dura 20 anni. Lo Stato lo riconosce per 20 anni. Questo vi dice anche che tipologia di soggetti stiamo andando a introdurre nel mercato. 20 anni non sono propriamente 2 anni, cioè vuol dire che la gente deve stare insieme per 20 anni nella comunità. E quindi sono anche un soggetto interessante. Il contributo a fondo perduto serve invece per diciamo, nei territori più periferici o più piccoli o più montani, dove c'è magari anche una difficoltà nell'investimento, quindi vuole andare a coprire, diciamo così, l'investimento sull'impianto. Fino al 40% delle spese dell'impianto possono essere coperte da questo contributo, che ovviamente andrà a ridurre l'incentivo, perché non posso incentivarti 2 volte, però parliamo di 2 gigawatt fino da qua al 30 giugno del 2026 e sono, ripeto, 2,2 miliardi di euro, che sono appunto tanti. Non sono diciamo spiccioli. Qualche elemento pratico, perché questo fino ad ora sono stato formalmente e a livello normativo molto teorico e molto corretto, però diciamo innanzitutto cosa cambia per i consumatori? Di fatto da un certo punto di vista niente, almeno formalmente, nel senso che ciascun consumatore continua a pagare la sua energia, quindi continua a pagare la sua bolletta elettrica col suo fornitore, che si può scegliere liberamente, senza, diciamo, che questo comporti, senza che la comunità energetica comporti alcuna modifica. E ciascun impianto vende la sua energia, quindi l'energia che viene immessa in rete, oltre a ricevere l'incentivo, genera anche quello che il cosiddetto ritiro dell'energia, quindi una valorizzazione derivante dall'energia che viene immessa in rete, quindi per definizione venduta. L'energia condivisa, vi dicevo il GSE che fa i calcoli, eccetera, viene valorizzata a posteriori, quindi gli incentivi subentrano qualche mese dopo, vengono riconosciuti alla comunità energetica e durano appunto 20 anni. Chi può partecipare? Praticamente tutti, non vi sto a dire chi perché lo leggete, dico al contrario, diciamo la normativa europea dice che le grandi imprese non ne possono far parte, che sono sostanzialmente l'unico soggetto escluso, perché enti pubblici e privati di altro tipo, così come persone fisiche possono, quindi cittadini e famiglie possono liberamente partecipare. I requisiti di accesso all'incentivo sono che la potenza massima del singolo impianto sia non superiore a 1 megawatt, che comunque è mezzo campo da calcio, quindi comunque non è propriamente uno spazio piccolo, e che gli impianti di produzione, diciamo, e i punti di prelievo debbano stare in una dimensione locale. Vi ho già citato la parola locale, ma la parola locale ha una sua definizione poi elettrica. Nello specifico, per le comunità energetiche rinnovabili, le cosiddette CER, parliamo di punti in prelievo, punti in emissione, che sono sottesi alla medesima cabina primaria, che non è proprio la cabina, poi alla fine esiste una mappa. Se uno va sul sito del GSE esiste una mappa interattiva che vi dice quali sono le cosiddette aree convenzionali, quindi potete vedere quanto sono grandi. Diciamo, nella città metropolitana di Genova ce ne sono, mi sembra 12-13, ok? Quindi per dire la Val Bisagno sono 2 cabine, ok? Il centro di Genova, per esempio, sono di più perché sono 2, che anche se geograficamente è più piccolo, perché in qualche modo ha più utenze connesse. Però non sono così tante, sono comunque un numero che permettono di aggregare tante persone. Non c'è solo la comunità energetica, ci sono anche altre modalità di autoconsumo.
virtuale, diciamo, di condivisione dell'energia, come l'autoconsumo collettivo, che è quello che si rivolge all'edificio. Quindi se uno vuole, per esempio in un condominio, si installa un impianto fotovoltaico, condivide l'energia dell'impianto fotovoltaico, non ha bisogno di costruire una comunità energetica, perché il condominio è esso stesso un soggetto che può ricevere incentivi fiscalmente, riconosciuto con un suo codice fiscale, e quindi può, diciamo, accedere a questo beneficio, diciamo. Fino ad ora installare fotovoltaico sui condomini era un casino, detta proprio in francese, perché chi riceveva il beneficio, cioè o diciamo ci si litigava le porzioni di tetto, no? Un po' bellamente, oppure diciamo si tiravano dei cavi fino al contatore di ciascuno dei condomini, ma era sempre stato un oggetto di discussione, e lo sappiamo, i condomini sono il luogo dove ci piace di più discutere. Questo diciamo risolve anche un problema: abbiamo una marea di superfici disponibili e in qualche modo così il beneficio è condiviso uguale per tutti, nel senso che comunque secondo una ripartizione stabilita che metta d'accordo tutti, non necessariamente uguale per tutti, senza far litigare i condomini. Ok, spero di... Questo era, diciamo, che cosa sono le comunità energetiche. Un po' di modelli, e perché secondo noi sono un'opportunità interessante anche per l'efficienza energetica, quindi perché è un modello integrato. Parlo di autoconsumo diffuso perché in realtà appunto la normativa in realtà parla di autoconsumo diffuso, proprio perché ci sono le comunità energetiche, ci sono i gruppi di autoconsumo collettivo, ci sono gli autoconsumatori individuali, ci sono vari soggetti, e l'autoconsumo diffuso racchiude, è la parola che ARERA ha scelto per racchiudere tutte queste configurazioni, tant'è vero che il testo che fa da normativa, diciamo, di ARERA si chiama testo integrato dell'autoconsumo diffuso, dove dentro ci sono tutte le regole che vi ho sintetizzato. Questo è l'esempio che vi stavo citando prima, il condominio. Quindi l'autoconsumo collettivo finalmente abilita in modo anche abbastanza semplice l'installazione di impianti fotovoltaici su tetti condominiali e la condivisione dei benefici tra tutti gli abitanti, senza appunto stare a litigare le porzioni di tetto. Tipicamente il fotovoltaico su un tetto non basterà mai per coprire tutti i consumi, questo lo dobbiamo dire, però è un contributo. Porta a zero diciamo, i consumi del contatore del condominio, quindi l'ascensore, le luci delle scale, azzera quel costo, che comunque oggi è un costo, e in più se uno ha superficie, e diciamo almeno 20 kW mediamente ci sono, permette di condividere questo beneficio. Qualche numero: ci sono 14 milioni di persone che vivono in 1 milione di edifici in questo paese, che diciamo tipicamente il condominio standard ha 30 unità immobiliari e 20 kW, questi sono dati del Censis e di Anaci, quindi diciamo, potenzialmente 27 milioni di unità immobiliari in condominio, quindi parliamo di numeri molto elevati, e sono superfici che non generano, appunto, non genereranno impianti grossi, ma sono comunque superfici che perché non sfruttare per la transizione energetica, essendo comunque già lì, già a disposizione, anche se non tutte saranno esposte a sud, cioè poi diciamo non tutte avranno l'azimut giusto. Chiaro, il fotovoltaico non performa uguale, diciamo, né in base all'esposizione dell'edificio, né in base alla regione geografica dove tu vai a collocarlo, perché in Trentino è diverso che in Sicilia, però sono tutte superfici che servono tutte, dobbiamo fare, ripeto, 70 gigawatt. Noi vediamo in questo un'opportunità anche per l'efficienza energetica, nel senso che molti condomini larga parte dei condomini sono stati costruiti negli anni 60 e 70, e di conseguenza hanno impianti centralizzati, tipicamente, diciamo, quasi tutti ormai a gas, spero, ma insomma in generale combustibili fossili per avere, diciamo, per riscaldare, quindi di riscaldamento centralizzato. Sappiamo perfettamente che cambiarli tutti è un obiettivo. Potremmo discutere, diciamo, come fanno i nostri politici su entro quando dovrà essere fatto, e tutte le polemiche anche di questi mesi, no, sulle direttive sul tema. A livello europeo però a un certo punto lo dovremo fare. Okay? Le comunità energetiche sono un modo per mettere un piede dentro i condomini, incominciare a coinvolgere le persone, generare un fotovoltaico e poi in qualche modo andare a fornire ulteriori servizi, per esempio sostituendo l'impianto centralizzato con una pompa di calore, che è un qualcosa di molto saggio. L'altro tema è la mobilità elettrica, e adesso qui potrei anche citare il superbonus, ma facciamo che non lo faccio perché poi mi arrabbio. Però diciamo, le colonnine sono un altro tema, perché ne abbiamo installate un sacco col superbonus, in realtà poi non le usiamo,
per lo più oggi, ma in realtà le comunità energetiche possono essere uno strumento di fornitura di servizi anche di mobilità elettrica, perché se condividiamo il fotovoltaico non possiamo condividere la colonnina, addirittura, diciamo, come racconta una nostra partnership recente con Elettra, che è appunto il car sharing genovese di Duferco Energia, perché non condividiamo anche la macchina. Ecco, questo è un tema molto interessante su cui non mi dilungo, ma noi ci crediamo. E qualcuno, ed è questa una strategia, più che altro una strategia di diffusione, dice appunto sta cercando di fare questa operazione. Partiamo dai condomini, riempiamo i condomini, generiamo l'autoconsumo e tante configurazioni di autoconsumo collettivo che sono semplici da generare perché basta fare una riunione di condominio, che di per sé non è mai facile, ma è comunque più facile di tante altre cose, e poi cominciamo ad aggregare, no? Quindi a un certo punto avrò tanti condomini sottesi alla stessa cabina primaria, quindi potrei far evolvere i condomini e fare diventare una comunità energetica. Potrei, non sono obbligato, però sicuramente questo è un approccio, diciamo così, che vuole, cioè che è un modello di aggregazione appunto che genera una dimensione di scalabilità che alla fine potrebbe generare maggiori incentivi, perché banalmente c'è più autoconsumo virtuale contemporaneo, piuttosto che in generale ridurre i costi di gestione. Anziché avere tanti condomini, ho un'unica comunità, anche se a quel punto la devo costituire come soggetto giuridico. Quindi è una discussione, non è detto che ci sia un beneficio nel farlo, ma è sicuramente un modello che stiamo incontrando. Questo è quello che citavo un po' prima, quindi vado veloce, ma sottolineo semplicemente il fatto che appunto i piccoli comuni sono effettivamente già una comunità. Cioè, 5.000 abitanti forse no, ma 1.000 si conoscono tutti, chiaramente. E più o meno i servizi presenti, quindi la scuola, la palestra, se c'è la piscina, il bar, il ristorante, cioè più o meno è tutto uno, no? Quindi una delle prime comunità che abbiamo fatto, diciamo, era nel comune di Magliano Alpi, quindi un piccolo comune diciamo, che forse molti di voi conoscono, vicino a Carrù, quindi anche abbastanza vicino nel Cunese, dove alla fine avevamo la parrucchiera, il bar, il sindaco, l'ufficio del sindaco, la casa del sindaco, un po' di abitanti, cioè era veramente una comunità a tutti gli effetti, e non era difficile, se il comune si faceva promotore, andare a fare questo esercizio. Si può fare anche su larga scala, cioè 1 megawatt di impianto, se per esempio nel comune esiste un'area idonea, tipo un'ex discarica, tipo un qualsiasi, sei vicino all'autostrada, ci sono tante aree idonee possibili, si può installare anche abbastanza facilmente 1 megawatt di impianto. Ovviamente richiede un investimento economico ingente, quindi tipicamente questi sono scenari che vedono il coinvolgimento di un produttore terzo, quindi di una grossa società, IREN, A2A, quindi un utility che in qualche modo mette l'investimento per gli impianti, si trattiene l'incentivo o quota, una parte dell'incentivo ovviamente, per rientrare dell'investimento dell'impianto, ma poi genera il valore diciamo, con l'incentivo rimanente, condividendolo con i vari membri della comunità energetica. In questo senso capite che siamo partiti dal condominio utenza standard 30 persone, stiamo arrivati a potenzialmente 5.000 e quindi insomma possono farne parte un po' tutti e soprattutto su scala di dimensione molto diversa, e questo secondo me è un elemento che ci dà un ruolo. Ultimo scenario, che è quello delle cere industriali, non vedo di che ore siano. Okay. Le cere industriali sono un altro tema che appunto che ci appassiona, nel senso che al netto che le grandi imprese non possono partecipare direttamente alla comunità energetica, ma possono mettere a disposizione superfici come produttori terzi, cioè io costruisco l'impianto, investo sull'impianto, lo creo, autoconsumo, poi lo metto a disposizione di una comunità con un accordo privato e in qualche modo, anche se non faccio parte della comunità, genero un valore, sia per me che per in qualche modo la comunità. Ma al netto di questo scenario limite, ci sono tante PMI in questo paese? Sì, lo sappiamo. Le PMI possono far parte delle comunità energetiche? Sì, spesso sono aggregate in distretti industriali. Quindi in qualche modo vediamo una grande occasione di questo strumento, ovviamente non per soggetti energivori che consumano giga, cioè l'acciaieria ovviamente sta fuori da questo meccanismo, ok? Fino a 1 megawatt di impianto non si può. Però per le tante PMI, per gli uffici e per diciamo, i magazzini e tante di queste realtà che sicuramente consumano più di una casa ma che non consumano quanto un'acciaieria, possono abilitare un modello di condivisione, no? Quindi un distretto industriale come strumento appunto utile per fare autoconsumo
virtuale, generare un ritorno economico stabile per 20 anni. Se per un condomino, quindi se per una persona è un abbattimento della bolletta, per un'azienda più che l'abbattimento della bolletta è una stabilizzazione del prezzo dell'energia, e sappiamo perfettamente in un piano industriale quanto stabilizzare un costo sia un valore, okay? Soprattutto dopo gli ultimi 2 anni. Quindi ci sono tanti strumenti peraltro che stanno per fare questo, soprattutto diciamo anche strumenti finanziari di acquisto di energia rinnovabile anche su larga scala, no? Però le comunità energetiche lo sono su una dimensione piccola. E in ultimo il tema della sostenibilità. Quanto la sostenibilità sta diventando importante, quanto i bilanci di sostenibilità sono diventati presenti nelle nostre società. Anche MAPS è dotata di, diciamo, di un bilancio di sostenibilità, essendo un'azienda quotata, anche se non l'ho detto prima, diventerà un obbligo. Insomma, pare di sì, alcune direttive vadano in quella direzione, e quindi l'idea di poter anche avere un beneficio sul territorio dove uno in qualche modo inquina un po', perché produce, quindi genera sicuramente un valore perché porta lavoro, va bene, ma può anche portare un beneficio ambientale riducendo il proprio impatto e condividendolo con gli abitanti vicino. Okay? Quindi c'è anche un tema di... Cioè, è molto vendibile questo messaggio. Cioè, immaginatevi un'azienda, no? Immaginatevi il supermercato che ha una superficie, installa il fotovoltaico e condivide l'energia con quelli che sono intorno, che tipicamente saranno quelli che andranno a comprare. Quindi c'è anche molto, volendo anche molto marketing dietro, però il beneficio è reale, sia economico che a livello ambientale, quindi ben venga il marketing quando è sano. Questo lo sintetizzo così, nel senso che sono partito dalla slide 1 di scenario, dove ci occupiamo di efficienza energetica e condivisione, che sono un po' i 2 macro trend, e noi vediamo una filiera estesa per l'efficienza. Quindi è importante fare efficienza energetica per ridurre i consumi delle nostre industrie nel singolo sito, peraltro lo facciamo col monitoraggio, la diagnosi energetica, l'energy management, quindi la gestione di risorse controllabili, il cogeneratore, tanto per citare un oggetto molto presente nelle nostre industrie, piuttosto che i sistemi di climatizzazione di negozi o di centri commerciali. Sono tutte cose che facciamo, ma che in qualche modo si collegano molto bene anche a tutto il tema della condivisione dell'energia che vi ho appena raccontato, fondamentalmente per contribuire agli obiettivi, diciamo, di sostenibilità e tutto quello che in parte vi ho già detto. La sfida, e qui poi passerò all'ultimo punto, allora, dibattito, qui potremmo discuterne, ma diciamo l'ultima volta che l'Energy Strategy, quindi osservatorio, gruppo di ricerca di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, con cui noi collaboriamo da sempre, da anni, ha fatto le stime che vedete nel riquadro verde. Sono stime che si basano su una normativa un po' precedente, però per fortuna Pichetto Frattin, quindi il nostro ministro alla sicurezza energetica, un po' dei numeri ha provato a tirarli nelle sue conferenze stampa. Diciamo che i scenari possono essere tanti, ma ci siamo un po' tutti stabilizzati come operatori del settore sulle 15.000 comunità energetiche. 15.000 comunità energetiche vuol dire che, se vedete il calcolo vicino all'iceberg, che poi vi dirò perché, vuol dire che nei prossimi 7 anni si stimano 15.000 comunità energetiche o gruppi di autoconsumo, quindi 2.150 all'anno, se ci immaginiamo una progressione lineare, che non sarà lineare, però facciamo finta che va bene così, quindi 180 al mese, quindi 6 al giorno, che sono tante. Cioè, se pensate al fatto di mettere insieme i consumatori, convincerli, andare a riunioni di condominio, andare in un distretto industriale, farsi ascoltare dall'energy manager, cioè non è un'operazione immediata, ok? E dobbiamo farne 6 al giorno, che non è facilissimo. L'iceberg vuole rappresentare anche il fatto che uno vede la comunità energetica dall'alto e dice è uno strumento bellissimo, poi si rende conto che tanto l'incentivo viene riconosciuto per 20 anni, quindi c'è una gestione operativa ventennale. Ogni anno la comunità energetica dovrà ripartire i suoi incentivi, ripartire il valore, tenere insieme i membri facendo sì che non litighino e che qualcuno non se ne vada. Quindi è un qualcosa che ha una gestione operativa che ha tanti, diciamo, ha tanti titoli che io non ho riportato nella slide di solito che uso sull'iceberg, che ha fatto un mio collega in realtà, però diciamo, spesso siamo abituati a vedere, no, soltanto la superficie del problema, e in realtà il problema oggettivamente è reale, però non è un problema, è una sfida. Il modo con cui noi vogliamo raccontarla quantomeno è così, e ci crediamo fortemente. Ed è il motivo per cui, insomma,
Maps ha deciso di investire in questa cosa perché appunto vi dicevo che la nostra piattaforma è nata nel contesto del campus di Savona come sostanzialmente una piattaforma di energy management per la gestione di microreti, no? Poi diciamo le microreti si è capito che non era così facile diffonderle, perché una microrete è una rete, vuol dire tirare dei cavi, collegare dei pod, collegare delle risorse, dei consumi. E quindi è stato molto utile quell'esperimento. Ci abbiamo costruito una piattaforma anche grazie a progetti Porfes, Regione Liguria, quindi anche finanziamenti per la ricerca, ma ci siamo buttati, diciamo così, anche buttando un po' il cuore oltre l'ostacolo sulle comunità energetiche, perché sono la prima forma di aggregazione, anche se virtuale, che diciamo, viene introdotta nella normativa europea e italiana in maniera definitiva, no? E quindi abbiamo visto molto bene l'applicazione di un sistema di gestione dell'energia a questo ambito. E quindi l'abbiamo fatto col tipico approccio dei tecnici che fanno gli ingegneri, hanno imparato a gestire risorse energetiche e quindi si mettono lì e si pongono il problema di come monitorare, come controllare l'intelligenza artificiale, il machine learning, bisogna prevedere, eccetera. Abbiamo incominciato a fare abbiamo cominciato a farla, la comunità energetica, e ci siamo accorti che la sfida era proprio tutta da un'altra parte, nel senso che quella roba lì è importante, la facciamo ancora, facciamo progetti Horizon di ricerca, siamo molto attivi nell'innovazione perché siamo un operatore per definizione innovativo, essendo digitale. Però ci siamo accorti che prima di tutto dovevamo costruire degli strumenti digitali da far utilizzare agli operatori e aggregatori di comunità energetiche per supportarli proprio nella creazione, gestione e manutenzione di queste comunità energetiche. Cioè è una cosa che è il tema dell'iceberg, no? Tutte le cose che sono sotto sono tipicamente tutte quelle che noi vorremmo ambire a risolvere come piattaforma tecnologica abilitante. Quindi abbiamo fatto, diciamo, tante chiacchiere in questi anni con gli operatori, ai tavoli, Italia Solare, Assoesco, e frequentando un po' il mercato, cercando di condividere anche best practice, modelli replicabili. Quindi proviamo a fare una comunità energetica lì, però proviamo a farla lì con l'idea che poi ne vogliamo fare 4 al giorno. Così ce la facciamo a farne 4 al giorno. Vabbè, non vi svelo la risposta, è chiaro che è stato difficile, però abbiamo veramente costruito dei servizi di supporto digitali, cosiddetti one-to-many, no? Nel settore digitale si chiamano così, quindi piattaforme che si rivolgono a più clienti, supporto condiviso, gestione condivisa, scalabilità del software. Non entro nell'informatica, però è un tema, diciamo, non tanto di infrastruttura IT, quanto più proprio di persone che mantengono l'infrastruttura IT, che è un tema di costo. Quindi non solo innovazione e business case, ma scale up è lo slogan, diciamo, no? Dobbiamo scalare, ma dobbiamo scalare soprattutto per renderlo un qualcosa di remunerativo per tutti, per i cittadini, per le imprese, per noi e per gli operatori. Tutti devono guadagnarci. Le slide che vedete, le immagini che vedete sono la piattaforma web di gestione, e a un certo punto ci è venuto anche in mente, perché no, diciamo, di rendere anche le comunità energetiche un elemento di coinvolgimento reale del partecipante. In realtà il partecipante potrebbe non sapere niente della comunità, ne fa parte, firma e ogni tot riceve dei soldi. Invece abbiamo pensato, proprio perché sono uno strumento che dura 20 anni, di costruire una mobile app, quindi un qualcosa che è sui telefoni delle persone, manda notifiche, consiglia il consumo, dice guarda che se consumi lì guadagni di più, pochi euro, però guadagni di più, fa sensibilizzazione, ed è uno strumento anche di contatto, no? Che diventa anche di marketing, ovviamente, per i nostri clienti. Vabbè, queste sono le cose che facciamo come prodotto, ma non ve le racconto, nel senso che, visto che le reti, vi dico solo questo, le energy use efficiency, diciamo, è il mondo dell'efficienza energetica che vi ho accennato prima, la comunità è quello che vi racconterò dopo. Non ci potevamo far mancare, ve lo dico così per informazione, anche il tema della manutenzione predittiva relativa a impianti e reti, perché ci siamo a un certo punto accorti che se le reti sono sotto stress, se le digitalizziamo è meglio, e se le digitalizziamo, se impariamo a prevedere i guasti, evitiamo di generare disservizi, o comunque pianifichiamo meglio la manutenzione, quindi l'uso del dato. Questa è la cosa più innovativa che facciamo. Siamo la piattaforma di manutenzione predittiva di reti, quindi delle reti elettriche di Parma, Torino e Vercelli. È molto difficile fare il rilevamento automatico delle anomalie, fare modelli predittivi su larga scala, una sfida interessante, ma abbiamo fatto progetti di ricerca in Enel e poi siamo riusciti a vincere questo bando di reti e ne siamo orgogliosi. Queste sono le cose che facciamo sulla comunità, non ve le racconto tutte, così chiudo.
però diciamo, facciamo un sacco di... A un certo punto ci siamo accorti che le esigenze crescevano, no? Siamo partiti dal monitoraggio, dalla gestione energetica e poi abbiamo cominciato a dire, vabbè, perché non dobbiamo anche simularle le comunità? Cioè, prima di farle non possiamo capire quali sono le performance potenziali e allora simuliamole. Poi però allora bisogna raccogliere i membri. Come facciamo a sapere chi è interessato? Facciamo un sito nel quale le persone possono candidarsi con il classico form di candidatura, no? Sono interessato, metto i dati e magari mi ricontattano, piuttosto che poi gestire un piccolo gestionale a livello documentale, perché alla fine devo raccogliere le carte d'identità, i documenti che servono per mandare la pratica al GSE. Ora non voglio trasferirvi difficoltà, però ci sono delle cose da fare e se le facciamo con 10 persone in ufficio, quelle 10 persone di fatto satureranno l'incentivo e non genererò nessun valore per la comunità. Se invece lo faccio con un tool digitale, riduco il costo, riesco a farne 6 al giorno più facilmente e questa innovazione è utile, mi viene da dire, non è uno strumento digitale che fa del male. Poi c'è il monitoraggio, la mobile app, diciamo il tema della ripartizione che vi ho già citato. E qui slancio sul futuro perché siamo in un'accademia e quindi ci sta a farlo. Ovviamente le comunità energetiche le introduciamo, durano 20 anni, non pensiamo solo che possano generare solo quell'attività di ripartizione degli incentivi sicuramente necessaria per condividere il beneficio economico, ma non esaustiva. Le comunità energetiche sono dei soggetti giuridici, sono delle cooperative, delle associazioni, cioè una volta che le facciamo, usiamole. E usiamole significa facciamoli accedere a progetti di efficienza energetica, come dicevo prima, ma anche al tema della mobilità elettrica, ma anche al tema diciamo, dei servizi di rete e della flessibilità. Visto che la rete è sotto stress, le comunità energetiche sono già un elemento di riduzione di questo stress, grazie alla performance, no? Che vi raccontavo prima, ma possono fare di più, possono partecipare ai cosiddetti mercati della flessibilità, cosa anche abbastanza complicata, ma su cui l'Italia sta sperimentando tra le prime in Europa, appunto con dei DSO, quindi con dei distributori che stanno avviando delle sperimentazioni come richiesto da ARERA, diciamo così, fino ad arrivare, e la butto lì, al ruolo di società di vendita al dettaglio, nel senso che già ci sono delle cooperative che comprano energia per i loro consumatori e in qualche modo la rivendono, no? Quindi la compro da un grossista e poi la rivendo. Le comunità energetiche molto grandi potrebbero tranquillamente svolgere anche questo servizio e molte diciamo, ci sono già delle cooperative che sono anche i nostri clienti che lo fanno e che non a caso si sono buttate sulle comunità energetiche. Tutto questo ovviamente va fatto con l'intelligenza, quindi quell'intelligenza che prima ho un po' semplificato dicendo forse non serve, in realtà serve in una prospettiva più ampia, è il motivo per cui continuiamo a investire sulla ricerca e a fare progetti, diciamo, innovativi. Qualche caso concreto e vi lascio spazio a qualche domanda, nel senso che le abbiamo fatte, in Italia ce ne sono 70, dobbiamo farne 15.000, in 3 anni ne abbiamo fatte 70. Beh, questo diciamo, non siamo bravi nel scrivere normative velocemente, il motivo sostanziale è che abbiamo fatto una normativa transitoria tra i primi a recepire la direttiva europea e poi però subito dopo abbiamo detto è transitoria, tra un anno arriva la definitiva e poi ce ne abbiamo messi 3. Quindi nessuno o pochi hanno usato la normativa transitoria dicendo tanto tra un po' esce quella definitiva e quella definitiva ci ha messo 3 anni anziché 1 a uscire. Nei fatti un po' un disastro. Però per fortuna la normativa transitoria ci ha permesso di fare delle prove e questo è stato veramente fondamentale. Abbiamo fatto le comunità energetiche che più o meno vedete, non so quanto sia aggiornata la mappa, a dire il vero, le abbiamo fatte nel senso che abbiamo supportato gli operatori, noi abbiamo questo ruolo, quindi non ci mettiamo a fare le comunità energetiche. Come vedete gli operatori non sono gli ultimi, nel senso che noi ci siamo collocati fin da subito nel mercato per supportare, diciamo così, le comunità energetiche piccole o gli esperimenti, e la Maiano Alpi è la prima che abbiamo fatto col Politecnico di Torino, l'Energy Center, e il sindaco di Maiano e questa società che si chiama GoCer, che è un gruppo di installatori, perché volevamo provare e perché comunque noi ci rivolgiamo anche a quelle che chiamiamo CER semplici, diciamo così, ma poi abbiamo cercato di collocarci come operatore abilitante di quelli che ne vogliono fare tante. E chi è che ne vuole fare tante? Giustamente, diciamo, le utility o le ESCO. In questo momento abbiamo una trentina di clienti, 25, di cui una ventina sono tipicamente ESCO di medio e grosse dimensioni, quindi società che si occupano di fare servizi di efficienza energetica, e le altre sono più o meno quelle che vedete lì, ho detto 5, sono 4, che sono le utility. Le utility in questo momento vedono nelle comunità energetiche comunque un'opportunità, non tutte allo stesso modo, non sono tutte pronte uguali,
ci sono comunque dei rischi, però tutte hanno provato a fare una comunità energetica e quasi tutte, per fortuna, almeno quelle grandi con noi, a parte diciamo Enel ed Eni che viaggiano diciamo su altri mondi, e quindi siamo riusciti a fare un autoconsumo collettivo a Tortona con A2A Innovation, siamo riusciti a fare 2 comunità energetiche, che sono quelle che citavo prima al Presidente, in Sardegna, dove ci siamo scontrati ovviamente col gap digitale, persone che non hanno la mail, no? Ecco, perché poi la vita vera è sempre più difficile di quella che ti immagini, e l'abbiamo fatto con una cooperativa nostra che è un esempio secondo noi molto valido, no? Di cooperative che già prima dell'introduzione di questa normativa si occupavano di fare condivisione dell'energia in un altro modo, ma lo facevano lo stesso, e oggi siamo la piattaforma anche di A2A in realtà. A2A poi ha fatto un bando dopo quel pilota e il bando l'abbiamo vinto, e lo stesso è successo per Iren, e quindi siamo la piattaforma di Iren. Iren in questo momento, piccolo spoiler, è anche un po' diciamo quella che, cioè, quella che ha scelto prima la piattaforma e il modello di business, quindi è quella che è un pochino più preparata. Questo lo dico semplicemente perché siamo a Genova, quindi ci piace dire che siccome Irene è anche genovese, insomma si è mossa per tempo su questo tema, ma A2A sta arrivando, per nulla togliere da A2A. E poi Estra, che è una società di utility di Prato, che anche loro ci hanno scelto e stanno cominciando a costruire le prime comunità energetiche. Quella di cui faccio l'esempio non era nell'elenco prima, e poi veramente ho quasi finito, nel senso che vi volevo far vedere un caso vero, ma proprio in una slide, in delle immagini, non ve lo racconto del tutto. Però dov'è che siamo riusciti a fare la prima comunità energetica un po' grossa, ovviamente dove ci sono già dei piccoli comuni, ovviamente in un territorio abbastanza montano, perché sono i territori dove le comunità sono più comunità, no? Dove ci sono le comunità montane, dove ci sono questi soggetti. Quindi siamo in Trentino, in questo caso, dove peraltro abbiamo una sede, abbiamo comprato una società, quindi siamo anche facilitati da questo elemento. Quindi nel comune di Lavarone, un piccolissimo comune, alla fine stiamo andando a costruire una comunità energetica che oggi vede i primi kilowatt di fotovoltaico costruiti, ma ne ha previsti 400 sugli impianti di proprietà sugli edifici di proprietà del comune, ma in realtà stanno cominciando a mettere insieme decine di membri. Secondo me siamo arrivati a più di questo numero, secondo me siamo arrivati quasi a 100, e di fatto si sta calcolando la potenza installabile, quindi il terzo numero, quello al centro, quindi parliamo di altri 500 kW che possono essere aggiunti, e quindi è interessante anche questo processo, cioè tu incominci fotovoltaico, membri, parti e poi continui ad aggiungere impianti, continui ad aggiungere membri, fino a che non arrivi a saturare sostanzialmente tutte le superfici. Sono uno soggetto vivo, e quindi giusto così. Questo lo stiamo facendo con Dolomite Energia, nello specifico una società che si chiama EPQ, che è una società che si occupa di servizi di questo tipo, del gruppo Dolomiti, acquisita qualche anno fa. Vi lascio con uno slancio, diciamo, perché ci piace come Maps dare sempre uno slancio concreto ai nostri interventi. E spesso è questo, nel senso che quando qualche anno fa abbiamo deciso di sviluppare il simulatore delle comunità energetiche che vi citavo anche prima, a un certo punto ci siamo accorti che passavamo un sacco di tempo delle nostre call di pre-sales, no? Io e l'area commerciale, il responsabile commerciale, a spiegare cos'erano le comunità energetiche, che dopo un po', devo dire, era diventato anche un esercizio, un investimento faticoso. E quindi a un certo punto, appunto, al nostro responsabile commerciale è venuta la grande idea di dire: ma perché non pubblichiamo il designer in una versione più semplificata, ovviamente, ma gratuitamente? E quindi a quell'indirizzo che vedete potete provarlo previa iscrizione. Quindi se qualcuno volesse mettersi lì e giocare per capire che cosa sono le comunità energetiche davvero, giocare con un po' i valori energetici e quanto valore economico potrebbe generare una configurazione nel proprio condominio, nel proprio territorio, questo strumento abbiamo deciso di metterlo a disposizione di tutti. Peraltro, diciamo, integra le novità previste nell'ultimo anno, quindi sia il TIAD che vi citavo prima, sia il nuovo decreto del MASE, che in realtà non abbiamo ancora letto il decreto perché non è stato pubblicato in Gazzetta, però nelle slide adesso c'è questa cosa per cui le normative ci arrivano prima in comunicati, poi in slide, poi arrivano in Gazzetta Ufficiale, e passano due mesi di solito in questo processo. Però insomma le slide confermano che più o meno rimarrà tutto al netto di qualche euro così, quindi lo potete utilizzare ed è a tutti gli effetti uno strumento, diciamo, adeguato e aggiornato. Basta, vi ringrazio per l'attenzione.
e sono anche stato nei tempi, quindi ce n'è un altro, ma sono ovviamente a disposizione per domande, l'ho dato per scontato. Ci sono domande? Parlare soltanto di fotovoltaico. Io sono un vecchio insegnante e non ho bisogno del microfono. Ho sentito parlare soltanto di fotovoltaico. Una comunità montana, ad esempio, di notte come gestisce la distribuzione dell'energia ai componenti? Allora, intanto è un errore parlare solo di fotovoltaico, è una tendenza che effettivamente ho e che abbiamo tutti nel settore, perché il fotovoltaico è diciamo, la fonte rinnovabile più economica e più facile. Ma prima precisazione di tipo normativo, in realtà le comunità energetiche rinnovabili incentivano tutte le rinnovabili, tutto ciò che è considerato energia rinnovabile, quindi anche impianti eolici, sotto il megawatt però, quindi una pala, e anche piccola, c'è la pala di mele, giusto perché la vediamo tutti in autostrada, è più di 1 megawatt, ok? Quindi poco di più. Di fatto è il motivo per cui diciamo, la domanda è il motivo per cui il legislatore alla fine ha deciso di introdurre questo autoconsumo virtuale, perché nei fatti purtroppo le energie rinnovabili non sono programmabili e sono intermittenti. Se non c'è il sole non producono, se non c'è il vento non producono, se non c'è acqua non producono, e quindi le comunità energetiche non possono fornire a tutti gli effetti l'energia ai membri. I membri la ricevono dalla rete, quindi di notte, diciamo, ci saranno tante soluzioni, prevalentemente grandi sistemi di accumulo e un po' di termoelettrico per forza, per riuscire a garantire, diciamo, i consumi di notte. Quindi di fatto di notte la comunità energetica, nel caso del fotovoltaico, non genera valore. Nel caso dell'eolico o dell'idroelettrico, per esempio, potrebbe generarlo, ma eolico sì. Idroelettrico dipende anche un po' dalla tipologia, mi viene da dire, nel senso che tipicamente i consumi sono prevalentemente di giorno, quindi se ho un bacino lo riempio e poi lo faccio andare di giorno, diciamo l'impianto, la turbina. Quindi diciamo, la risposta è: si possono incentivare tutte, il fotovoltaico è la più semplice, la più economica. Il motivo per cui sono intermittenti è la scelta della virtualizzazione è dettata prevalentemente da questo motivo pratico. Cioè io devo garantire, perché lo Stato deve garantire con la sua norma, il fatto che tutti ricevano energia sempre. Non possiamo pensare, l'energia è un bisogno primario, e quindi questo è un modo per risolvere il problema, comunque favorendo le rinnovabili. Che rapporto c'è fra, diciamo, la comunità energetica e l'esigenza di stoccare l'energia elettrica? Una volta si usavano appunto i bacini che con l'acqua che veniva giù potevano ricaricare. Non so se oggi ci sono degli altri metodi per stoccare l'energia elettrica. Mi pare di ricordare che stoccare l'energia elettrica è una cosa abbastanza costosa, oltretutto. Grazie. Lo era e di per sé lo è ancora abbastanza, ma molto meno, per fortuna. Questo tema l'ho velocemente, diciamo, toccato qua, ma ci torno per dire che la contemporaneità ora per ora tra produzione e consumi è evidentemente un qualcosa che può succedere o può essere controllato. Se succede, succede perché tipicamente l'impianto produce, ipotizziamo appunto il fotovoltaico, di giorno, quando c'è sole, e quando peraltro probabilmente ci sono anche i picchi di consumo, forse non nel mondo residenziale, ma sicuramente negli altri mondi. Quindi le comunità energetiche ibride in questo senso sono quelle che hanno una performance migliore senza fare niente, perché ho qualcuno che consuma un po' più di pomeriggio, qualcuno che consuma un po' più di mattina, qualcuno che consuma a pranzo, diciamo, per semplificare. In realtà ovviamente esistono dei modi per ottimizzarle in maniera automatica. I sistemi di accumulo in questo senso sono uno strumento molto importante. Noi non li citiamo mai in queste... mai, non è vero. Quando facciamo divulgazione, che non ci capita così spesso, così non li citiamo perché ci concentriamo su spiegare cos'è la comunità energetica. Nei incontri con gli operatori di settore, diciamo, e nelle conferenze più tecniche, se diciamo così, per gli addetti ai lavori, il sistema di accumulo è un tema che viene citato, nel senso che la normativa induce
se ci pensate, l'installazione di un sistema di accumulo, perché se io riesco a accumulare l'energia in un picco di produzione, la riesco a rilasciare di notte, genererò un valore che se no di notte non avrei generato. E questo, diciamo, il nostro designer, per esempio, implementa i sistemi di accumulo e anzi li simula, li ottimizza, cioè ti dice quando sarebbe meglio usarli. Ovviamente sistemi di accumulo elettrochimici, tipicamente di pochi kilowattora. E qui vengo al punto: se ho la possibilità di fare un bacino e di fare l'idroelettrico a pompaggio, lo uso per fare servizi di rete, perché alla fine, diciamo, sono sicuramente sopra il megawatt, o se non sono sopra il megawatt, comunque è quella la fonte di sostenibilità e di bisogno. Quindi il bisogno è la fonte di sostenibilità economica di un progetto di quel tipo, no? Quest'estate sono stato, lo dico per interesse anche divulgativo, nella più grande centrale idroelettrica a pompaggio d'Italia, la seconda d'Europa, che è Entracque, che è enorme, ok? Che sono centinaia di megawatt, e quella alla fine è un impianto che non va, nel senso che è un impianto che non produce, è un impianto che ha l'unico scopo, anzi è stata costruita con lo scopo di, diciamo così, stabilizzare, di immagazzinare l'energia prodotta dal nucleare di notte, che non sarebbe stata consumata, perché di notte il nucleare avrebbe prodotto quanto di giorno, perché non è che il generatore è una manopola, però di giorno, diciamo, di notte ci sarebbero stati meno consumi. Nei fatti il nucleare l'abbiamo spento, però abbiamo acceso le rinnovabili, che hanno il principio opposto al nucleare, quindi viene usata all'opposto di come è stata pensata, ma per fortuna che c'è. È una di quelle, è uno di quegli impianti che garantisce la sostenibilità, diciamo, la sicurezza della rete elettrica, e viene utilizzata a chiamata. Quindi tu prendi l'acqua e la porti su quando conviene prelevare, quindi quando in qualche modo c'è bisogno di ridurre il carico perché ci mancano dei prelievi, e invece scarichi nei bacini dall'alto verso il basso producendo energia quando invece c'è bisogno di immettere. Parliamo di impianti di una dimensione che stanno fuori dalla comunità energetica, ma lo cito come esempio del fatto che i sistemi di accumulo sono uno degli strumenti chiave della transizione energetica. Le comunità energetiche, se diciamo così, vedranno l'installazione di impianti di questo tipo, saranno piccoli, tipicamente elettrochimico, quindi una batteria a litio, detta proprio tra di noi, che banalmente anche nel condominio svolge un ruolo, perché alla fine il condominio magari produce prevalentemente alle 21, alle 22, alle 20, no? Quindi quando le persone tornano a casa, ma il fotovoltaico produce di giorno, e quindi una piccola batteria è un elemento di sostenibilità dell'impianto. Non vi sto a raccontare le simulazioni economiche, ne abbiamo fatte tanto. Diciamo che oggi i sistemi di accumulo costano un po' troppo per stare dentro questo meccanismo, ve la sintetizzo così, e il superbonus ce l'ha dimostrato, però siamo convinti al 100% che ci entreranno i sistemi di accumulo, perché arriveranno a costare meno. Se non arriveranno a costare meno non avremo problemi più grossi, tipo non sapremo come costruire le macchine, quindi su larga scala intendo, quindi fare la transizione della mobilità elettrica, quindi a un certo punto arriveranno a costare poco, meno, mettiamola così. Esistono esempi nelle grandi città, aggregati di condomini o qualcosa del genere, oppure no? Siamo ancora... Allora, esistono? No, esistono. Non necessariamente fatte da noi, ma dirò quelle fatte da noi per campanilismo. Allora, la CER di Parma che vedete lì, non sono entrato nel dettaglio, non è una comunità energetica ancora esistente, ma è una comunità energetica che è pubblicamente stata comunicata da IREN, quindi la trovate in realtà sui siti di IREN nelle informazioni. È una comunità energetica interessante perché risponde esattamente a uno degli esempi che citavo prima: area idonea, discarica, nello specifico, discarica di proprietà di IREN Ambiente, quindi proprio anche semplice, pure mio la superficie, quindi sono in grado di installare 1 megawatt di impianto sulla discarica velocemente e andare a condividerlo con i vicini, quindi gli impianti, i consumatori, scusate, sottesi nella cabina, nell'area convenzionale. È un esempio in costruzione, cioè lanciato, perché si può fare, ma non ancora costruito, nel senso che poi c'è questo piccolo dettaglio che vi dico così per ridere sulle normative, che non sappiamo ancora esattamente quali impianti saranno oggetto dell'incentivo, cioè se quelli allacciati prima o dopo l'ingresso dell'attuazione di questo decreto. Probabilmente ci sarà una forma di ibrido, mettiamola così.
non ve lo dico di nuovo per scoraggiarvi, ma per dirvi che gli operatori in questo momento annunciano le comunità, le progettano, ma non le allacciano, perché adesso allacciarle sarebbe, quelle piccole che stanno dentro la fase transitoria, ovviamente le hanno allacciate, Villanova Forro, Ecocity Tortona, sono comunità energetiche vere. Le altre sono annunciate, progettate, ci sono i progettisti che stanno progettando il fotovoltaico, ma non è l'unica in realtà che vi potrei citare, ma questa secondo me è la più interessante. Il Comune di Milano, forse l'altro esempio carino, dentro cui noi non siamo in questo momento, però avremo interesse, forse faremo un progetto su Horizon, diciamo, quindi un progetto di ricerca europeo, dove ci finiranno dentro questa roba. Il comune in realtà l'ha fatto anche il Comune di Roma. Per il Comune di Milano ha preso gli edifici pubblici, li ha censiti e li ha divisi in municipi e sta costruendo una comunità per ogni municipio. Lo sta facendo anche il Comune di Roma, ora che ricordo, perché giovedì a una conferenza Gualtieri lo ha detto. Quindi tutto in costruzione, ma si può fare. Grazie per la sua presentazione. Io avrei qualcosa da dire sul discorso degli accumuli, ma non abbiamo il tempo. Il problema degli accumuli è un problema geografico, non è un problema di dimensioni soltanto. Cioè noi abbiamo gli accumuli nelle Alpi e ci servono al sud, perché è al sud che c'è il fotovoltaico a livello grande. Io tutte le volte che sento parlare di incentivo mi preoccupo, però. Voglio essere un po' polemico, lo dico, ma non per lei, ma perché sennò ci stiamo dicendo... Siamo a Genova. No, la parola incentivo... Allora, abbiamo fatto il fotovoltaico dal 2008 in poi e lo scherzo ci è costato dai 14 ai 15 miliardi l'anno di incentivi, il che vuol dire che l'energia elettrica in Italia è arrivata a costare circa il 30% in più del resto d'Europa, indicativamente. Allora, la domanda è, mi sono fatto due conti, 5 gigawatt a 1500 ore l'anno, circa, perché il fotovoltaico di più non funziona in Italia, poi dipende dove sei messo, a 110 euro a megawattora sfioriamo il miliardo, 890 milioni, giù di lì. Quindi vuol dire che stiamo investendo 1 miliardo all'anno per 20 anni, forse di più. Adesso io, ripeto, l'ho fatto col cellulare mentre lei parlava, quindi... Allora mi domando, ma quando lei dice mi pagano, incasso, trovo i soldi, ma questi soldi chi ce li mette? Non mi dica il PNRR perché finisce fra 2 anni e quindi per i 20 anni ce ne sono altri 18. Allora c'è questa sensazione, no? Cioè in Italia c'è sempre la sensazione, c'è un'opportunità, qualcuno la coglie e gli altri pagano. Perché poi paga tutto, paga la bolletta, non è che ARERA dice vabbè il prezzo dell'energia però poi paghiamo tutti. Allora mi faccia capire un pochino, io sono d'accordo che bisogna fare le comunità energetiche, non sono contro, però volevo un pochino creare questa cosa. La seconda cosa che le dico è, segnalo soltanto che noi siamo nella phase out del carbone e per uscire da 7 gigawatt di carbone circa stiamo facendo 5 gigawatt di cicli combinati a gas. Allora, la prospettiva, queste CER riusciranno a darci qualcosa in più di questi 5 gigawatt secondo lei, oppure i 5 gigawatt sono già un obiettivo troppo ambizioso? 60 al giorno non sono proprio pochi, immagino che ci sia molta gente che ci lavora, ma immagino anche che ci voglia il materiale che arriva, perché noi il fotovoltaico ce lo compriamo tutto da, diciamolo chiaramente, dalla Cina. Ecco. Grazie, volevo solo un po' provocarla. Ecco, ci mancherebbe. Devo rispondere un po' politicamente, quindi rispondo a titolo personale, però la domanda in realtà è interessante, nel senso che vabbè, i sistemi di accumulo servono al sud, è vero. E a proposito di questo, in realtà a un certo punto sono di nuovo disattivato, ok. A un certo punto cito un documento di cui consiglio veramente la lettura per se si è appassionati, diciamo, dell'argomento, che vi ho citato prima, che è questo. Nel senso che Terna non sono totalmente degli sprovveduti, per fortuna, visto che ci garantiscono la luce a casa e nelle aziende da anni, però sono anche stati un po' obbligati da ARERA a fare questo documento di descrizione degli scenari dove dicono praticamente tutto quello che loro ritengono sia opportuno fare in termini di impianti e sistemi di accumulo per zona geografica. Ed è un documento reso pubblico prima apposta per, come dire, no? Ho sentito più volte il responsabile dell'indirizzo strategico di Terna agli eventi dire se mi continuate a chiedere tutti l'allaccio in Sicilia, io a un certo punto in Sicilia non potrò più allacciare impianti, quindi capisco che in Sicilia guadagnate di più, ma tanto in Sicilia a un certo punto noi non ve le faremo più fare, ok? Perché c'è un cavo sottomarino nello specifico che collega la Sicilia e la Campania e la Calabria e fine, non è che di quella l'energia che passa, non è che ce ne passa di più. E questo è il tema, quindi per fortuna credo che nel mondo energetico ci sia una prospettiva di pianificazione su questa transizione che io trovo
a titolo, ripeto, personale, trovo, ma anche in azienda ci confrontiamo su questo, positiva, nel senso che sappiamo già che cosa vogliamo fare da qua al 2030. Poi il come è tutto un tema. Ovviamente Terna non si occupa di risolvere il problema del fatto che abbiamo deciso di fare la transizione come continente, di fare la transizione energetica più velocemente di tutti, per poi capire diciamo che non stavamo producendo niente noi, ma facevamo produrre tutto alla Cina. E quindi su questo per fortuna la Commissione Europea è intervenuta, sta facendo le gigafactory, non saranno neanche lontanamente diciamo, non basteranno neanche per il 10% di quello che dovremo produrre, però dimostra che rispetto al non interventismo del pubblico nel mondo privato a questo punto si è cambiato un po' di passo. E qui di nuovo una visione un po' politica la mia, però la transizione la sta guidando la politica, la sta guidando l'Unione Europea, la sta guidando le istituzioni, la sta guidando la necessità di un cambiamento climatico, non certamente un'esigenza economica. È molto più facile bruciare carbone che fare rinnovabili. Quindi dobbiamo in qualche modo facilitarla. E qui rispondo al motivo degli incentivi. Prima citavo i primi 10 anni del 2000 che io non ho vissuto professionalmente, ma che sono noti anche a me, benché lavori da 6 anni, perché sono un periodo negativo. Nel senso che da un punto di vista di installazione delle rinnovabili siamo diventati nel giro di 10 anni i primi in Europa. Al 2012-2013 eravamo i primi in Europa. Quindi molto positivo. Dall'altro lato a un certo punto ci si è accorti che forse dare incentivi a pioggia non è una buona idea, perché tanto li pagavamo noi in bolletta, il costo dell'energia è salito, gli incentivi sono stati tagliati, per tanti anni non sono stati dati quasi incentivi sugli impianti piccoli e medi, ma solo aste, diciamo le cosiddette aste ferree, quindi solo sugli impianti grandi, peraltro non abbastanza. Infatti siamo ampiamente cioè non doppiati, ma diciamo la Germania in termini di installazione del fotovoltaico, che è ancora meno conveniente che sulle aree montane trentine, ci supera di 3 volte. La Germania installa 3 volte il fotovoltaico che installiamo noi all'anno. Quindi evidentemente forse gli incentivi si possono usare, si possono dare, se ben pensati. In Italia non siamo dei campioni, ma in questo senso, secondo me, sulle comunità energetiche abbiamo fatto un esercizio un po' tecnico. Per questa roba di energia condivisa io vi sfido ad andare a spiegare insomma, un condominio normale, ecco. Però cioè, più o meno dovete dire quello che ho detto io oggi, che non è facile. È contemporanea, un'ora per ora, l'energia immessa prelevata. Cos'è l'energia prelevata? Quello che tu prelevi, consumi. Vabbè, insomma, alle persone normali non sarà immediata, però quindi forse non sarà facilissimo farla. Forse in Europa ci sono modelli migliori, ma sicuramente sono modi intelligenti di incentivare l'energia, andando anche a ridurre i costi di rete. Cioè, c'è un pensiero, mettiamola così, dietro, che bisogna riconoscere all'autorità. Ovviamente il carbone è sostituito diciamo, dal gas, perché il capacity market, che è lo strumento che abbiamo deciso di utilizzare per garantirci la sicurezza energetica, vede la competizione delle tecnologie, perché le norme per normativa europea devono essere neutrali, quindi c'è l'autorità tecnologica come principio base. Il problema è che il gas non costa poi quanto, cioè fare un impianto a gas costa di meno di fare un elettrochimico da megawattora, costava quantomeno. Ora il capacity market è un po' in revisione, l'Europa sta rivedendo il market design, quindi arriveremo a dire, nello scenario c'è scritto, quanti sistemi di accumulo bisognerà costruire e quanti saranno determinati dall'idroelettrico, come a pompaggio, e quanti dall'elettrochimico, e larga parte saranno dall'elettrochimico. Quindi l'intenzione è fare, diciamo così, fare tanto fotovoltaico, soprattutto grande, fare altre rinnovabili per definizione grande. Okay, se vedete la curva, il fotovoltaico la fa da padrona, ma sono solo 16 gigawatt che si considerano sotto il megawatt. Sì, no, è potenza, sì, vabbè. No, certo, è potenza, però diciamo è la potenza nominale, diciamo, che uno allaccia dal numero indicativo di quanti impianti. 16 gigawatt sono impianti piccoli, tutti gli altri sono impianti grandi, vuol dire che devo fare molti più impianti. Anche se numericamente il piccolo e il grande poi alla fine potrebbero essere lo stesso, producono molto più energia perché sono molto più grossi, ok? Quindi è questo il tema. Diciamo, si dividono per un numero minore magari, però insomma, quindi il messaggio che volevo dare è che le rinnovabili sono tante, saranno tante, devono essere tante, i sistemi di accumulo saranno tanti, sono già pianificati, ci sono anche degli strumenti di incentivi, giusto per, ma anche
insomma, sui sistemi di accumulo. Verranno introdotti a partire dall'anno prossimo con la revisione del capacity market. Quindi sarà tutto incentivato, tutto. Nelle comunità energetiche non sono alti, sono quasi, cioè, c'è quasi il rischio, sulle comunità energetiche c'è quasi il rischio contrario, perché noi operatori in questo senso siamo un po' lamentati che sono bassi, nel senso che poi noi ci dobbiamo pagare ovviamente un servizio, e i IREN, A2A eccetera ci devono pagare un servizio delle persone, e non dico che sia basso, ma non è neanche alto, ecco. Per starci, diciamo che il modello della scalabilità, oltre a essere un qualcosa di necessario per farle e per sfruttare i soldi del PNRR e per raggiungere gli obiettivi di transizione, è anche una necessità economica. Se MAPS non riesce a fare almeno migliaia di comunità energetiche, chiaramente non si ripaga l'investimento, questo lo dico a scanso di equivoci, ecco. Ci sono altre richieste, altre domande? Benissimo, allora ringraziamo il nostro relatore. Grazie a voi. Vi do appuntamento alla prossima conferenza di giovedì, dovrebbe essere Enrico Alleri, Assarmatori Shipping Transizione Energetica. Grazie e arrivederci a tutti.